Però, se proprio vuole saperlo, io ho detto queste cose perché io sono abituato, come ha detto il Presidente, sono abituato a dire quello che penso, poi ognuno si fa l'opinione che vuole. Però l'ho detto, sa chi si è arrabbiato? Reggio Children. Che non ho capito perché. Che secondo me era un modo per complimentarmi con loro, però loro pensano che io faccia il provocatore. Non volevo fare il provocatore, è che Reggio Children è così, perché tutte le rivoluzioni pedagogiche sono basate sulla creatività, non sull'eseguire cose come tutti. Cioè non devi crescere dei followers, devi crescere delle creature, sono due cose diverse, secondo me. Secondo Musk no. Uno dei problemi può essere un po' il tema che ricorre molto spesso nei suoi libri della comfort zone, dall'altra parte in senso figurativo forse a noi giovani serve ogni tanto anche un calcio, uso una parola meno colorita, deretano, in modo tale da essere più, come si può dire, più nella platea che ci sta seguendo, usare una parola più carina per definire un'altra cosa. Forse un po' questo serve, un po' uscire da questa comfort zone che ci siamo un po' andati a creare e soprattutto anche magari i nostri genitori si vogliono crearci. Lei cosa ne pensa? Tutto il male del mondo. La comfort zone, la quiet living, come vuoi chiamarlo tu, ma è veramente una roba, non so cosa ci sia di peggio. Franco, non lo dico allora, siccome per fortuna i ragazzi e le ragazze non sono una categoria sindacale, ma sono tante persone diverse. Io circa un anno fa ero, mi ricordo, a Cagliari, un teatro magnifico, e alla fine della serata, cioè il filmacopio, sono arrivate due ragazze che ho visto, cioè, erano vestite uguali e c'era una scritta qua rossa su una magliette blu. Ho guardato meglio e c'era scritto Prada. Non ho capito bene se erano delle ragazze, no, subito non ho capito, ho detto, ma voi cosa fate? Perché ben piazzate, le ragazze meravigliose. E ho detto, ma cosa siete. No, no, dice, noi siamo dell'equipaggio di Luna Rossa. Ah però, perché Luna Rossa ha la base a Cagliari, al porto. Ah, dico, ma pazzesco, e cosa fate con Luna Rossa? Dice, no, noi siamo equipaggio. Dice, noi ragazze, la mia amica e altre due, abbiamo vinto la Coppa America femminile qualche mese fa. Dico, ah però, e contro chi avete vinto in finale? Dice, con le inglesi che sono tremende. Dico, ma quanto va il vostro scafo con del buon vento? Dice, quello di Coppa America va a 52-53 nodi, che sarebbe 120-130 km all'ora. Porca miseria. Guardo ste ragazze, a me questa roba qua piace, a voi no. Ah, mamma mia quanto mi piace. Una che si alza alle 5 del mattino e apre la finestra per vedere se c'è vento o no. Ma voi vi piace di più una che si sveglia alle 9 meno 5, che arriva in ritardo a scuola sbadigliando e che pensa che studiare sia una sfiga? No, schieriamoci una volta, no, perché in mezzo non si può stare. O state con Luna Rossa o state per i divani e il comfort zone. Però se fate la seconda arrangiatevi, perché c'è una conseguenza. È la conseguenza di una cosa di tanti anni fa, non in questa città ma a Treviso, che mi invitò alla Confindustria e mi disse una cosa che già all'epoca faceva paura. Un terzo delle nostre aziende in cambio generazionale muore. Ah però, è un buon dato? Ah no,
allora bisogna fare qualcosa. Però se torniamo in qua, perché era circa 25 anni fa, se torniamo in qua e qualche settimana fa ho letto, prima pagina del Corriere della Sera, intervista ad un grande signore importante della finanza, eccetera, 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 non mi ricordo neanche come si chiama, ma non importa, il problema è il peccato, non certo il peccatore, che ha detto: in questo paese i soldi meglio ereditarli che farli. Beh, se voi pensate a questo siete morti e non lo sapete. Walking dead. Mi spiace, ma è così, perché se uno sta a casa, in comfort zone, a aspettare che il nonno muoia, è morto lui, non il nonno. Il nonno ha fatto la sua vita, ti ha anche lasciato un appartamentino. E tu cosa fai? E tu cosa fai? Non lo so io. Cosa fai? Vendi l'appartamentino e speri? Ma io non ho capito io. Anche questo non sono cose che io capisco, come si fa a dire una cosa su prima pagina del Corriere. Ma non puoi pensare che c'è un ragazzo di 20 anni che ti legge. E cosa deve capire se tu sei il massimo rappresentante dell'economia italiana o pensi di esserlo? E dici una cosa del genere, fai un danno inimmaginabile. Uno deve dire: guarda, potresti ereditare, ma non credo che accadrà. E cosa faccio? Non lo so, arrangiati. O no? È brutto, dite che è brutto, è cattiveria. E invece dire: non ti preoccupare, non fare niente, no? Iscriviti all'università a Treviso, che sennò a Padova già è un problema. Ma vi svegliate o no? Questa era la locomotiva d'Italia, così l'abbiamo chiamata. Io sono di questa terra qui, non sto parlando non sono un marziano. Questa era la locomotiva italiana. Lo è ancora? Se non lo è, di chi è colpa? Sempre di qualcun altro? Siamo sicuri? È l'America, la Cina, la globalizzazione, le cose, tutte storie avanti, avanti, avanti. Poi c'hai un figlio, dai, sta sul divano, dai, vendi sto divano, vendilo. Appena va a farsi uno spritz, tu chiami Domenichelli, chi è che qua che porta via le robe? Non so, una volta era Domenichelli, quello che volete, Bartolini, va bene, chiamate Bartolini, appena che va via, portate via il divano. L'ho regalata alla nonna, ultimo modello, con la pedana che si alza, così anche i caviglie della nonna, o no? Ma devo dare un coso con la cosa a uno di 20 anni? Ma dai, ma è una vergogna. Scusa, per fortuna che i ragazzi non sono tutti così. Io a Venezia frequento prevalentemente ragazzi sotto i 30-35 anni al massimo. Prima perché quelli della mia età sono abbastanza noiosetti di andare a cena, quindi parlano di prostata, cioè no, e poi bagalà mantecato parla di anca, quell'altro no, è bigo in salsa e a rotolo comandemmo così e così. Allora bisogna chiamare un ragazzo, però dopo anche lì prendere anche in giro, perché ragazzi voi dovete anche cercare un po' di ironia, perché se c'è una ragazza come l'altra sera che mi ha detto che c'era delle questioni col moroso eccetera eccetera e ha chiesto alla chat LGBT come si fa col fidanzato, io ho detto: guarda, sei un genio, è così che si risolvono le questioni amorose. Alle 3 di notte ti chiede alla chat come faccio col ragazzo. Madonna santa,
E questi sono miliardi, no, ridete, continuate a ridere, oggi 2000 miliardi di cose, no, le più grandi cose, no, io non ho nessuna cosa, non ho niente a che fare, il mondo è largo, ci stanno tutti, posso dire che uno può anche credere nella propria intelligenza, nelle proprie strategie, e se ti lascia il fidanzato te la cavi magari chiamando una tua amica a fare 4 chiacchiere, non questi qua, un algoritmo che ti dice sta calma, perché dice così l'algoritmo. Non crediate che pensa, me lo sono fatto dire, perché dopo gli ho chiesto a sta ragazza cosa ti ha detto sta chat, perché magari sono delle visioni che io non ho avuto in 75 anni, e mi ha detto più o meno come dici te. Adesso sta bene, vedrai che torna. Aspetta e spera. E ringraziamo il signor Altman, grazie, perché non sapevo mica che tornava, quindi meno male. Mamma mia, ma fatevi una risata, ma dai, ma Remengolo, ma dai. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere prevalentemente venduta nei negozi di sanitaria, perché è un ausilio ortopedico, che uno dice tu come sei messo, insomma, non mi ricordo più le robe, ecco la chat va bene a una certa età dentro l'RSA. Quelli dovrebbero essere i luoghi dell'intelligenza artificiale, ma uno di 20 anni ti devo dire no, cosa devi fare con l'amoroso, col moroso, arrangiati, vuoi che sappia io, non so, tu cosa fai, non so. Non posso dirlo perché ho qui l'amorosa. No, Potrebbe... Evito incidenti diplomatici per stasera, l'amor di ma Dio. recupero. Sì, recupero. Un tema che lei già accennava prima è il fatto come far tornare questi giovani, e c'è il tema dei sogni, e si ricollega anche a questo discorso dell'intelligenza artificiale, perché da una parte l'intelligenza artificiale è statistica applicata all'informatica e quindi porta a livellare, dall'altra parte c'è proprio una cultura che oggi porta a livellare i sogni, e lei scrive proprio che quando che i sogni non si possono livellare, altrimenti significherebbe ucciderli. Ecco, come si può invece tornare a far sognare soprattutto noi giovani? Torno a dire, io credo che ci vogliono gli esempi. Io ho avuto gli esempi dei miei nonni, per esempio, che non hanno fatto delle cose per me, però io da bambino guardavo loro che facevano delle cose magnifiche, erano degli artisti, facevano delle cose, quindi io mi sono nutrito di questa cosa qua, e quindi loro sognavano per loro, non per me, e io ho capito che era bello avere un sogno, un'ambizione, una visione delle cose, del mondo, come vorresti che fosse, eccetera, eccetera. Questo è una cosa, se non c'è nessuno che ti ispira, come fai a ispirarti da solo? Non lo so. Quindi io non ce l'ho, torno a dire, con le tecnologie, lo dite, per carità, ma certo che l'attacco è una cosa fondamentale. Io ho finito la facoltà di medicina, che era arrivata da un anno l'attacco, quella Brain, a Verona, dove io stavo, a Borgo Trento, e quindi figuratevi voi se io posso pensare che sia una roba che certo che ha aiutato, e da allora adesso è incomparabile, quindi, ma questo non vuol dire che si sostituisce scusate, allora in Cina, io non ce l'ho con i cinesi, però in Cina ci sono ormai 1, 2 e sono l'inizio di un New Deal, possiamo chiamarlo con le parole giuste, New Deal, in cui c'è un ospedale in cui sono tutti robot.
dall'accettazione alla sala operatoria. Allora, parliamo di noi. Allora, qui abbiamo avuto le Olimpiadi, giusto? Sì, bene. C'è stata una ragazza pazzesca americana che si è buttata in discesa, che qualcuno ha detto che non avrebbe dovuto fare perché aveva un ginocchio già messo male, sì o no? Sì. L'avete salvata? Sì o no? Dove? Qua, a Treviso, giusto? Bene, in un ospedale pubblico. Poi la sorella è andata a trovarla, sì o no? Sì. Ha detto, ma che fighi sti medici di Treviso, sì o no? Venite, ha detto alle ragazze americane, venite qua che c'è da fare, sì o no? Oh, allora se ci fossero stati tutti i robot, ma chi chiamava quella là? Sì o no? Oh, perché? Perché è bello l'ortopedico gagliardo, ti fa anche sangue. Diciamo le cose, oh no, perché è bravo, ti salva, è pure bello, magari anche libero, e uno ci fa un pensiero, ma se è 1,80 made in China, che tutti uguali, io non ce l'ho con quei robot, però la flebo preferisco una bella infermierotta, o no? No, siccome mi è capitato di recente e con la signora infermiera mi ha fatto 4 chiacchiere, come va, sì o no? È bello, guarda che mi fa male, cosa mi dai stanotte per dormire? Si chiama umano. Allora, o lo vogliamo noi o ci sono ottime ragioni per inventarsi un altro mondo. Guardate che a Pechino ci sono bar di umanoidi, cioè nel senso che vai, chiedi una birra e l'umanoide ti dà la birra, te la versa anche, perché siccome sei mona non riesci neanche a versarti, perché dopo che hai tutti questi umanoidi tu non sai più fare neanche versarti la birra, è un problema nella vita. Voi vi fidate di uno che non sa neanche versarsi la birra in un bicchiere? E gli dai anche un'azienda. Quindi cosa ci rimane da fare? Non so. Secondo Musk, niente. Perché lui ha detto intelligenza artificiale più robot siamo a posto. E noi cosa facciamo? Qualcuno dice che dobbiamo andare al parco a portare il cane a fare la pipì. Questo sarebbe quello che rimane per noi umani. Insomma, non è una prospettiva eccitante, o no? No, non sto scherzando. Io, scusate, ma io mi informo, quindi se volete ne parliamo anche, non voglio annoiarvi, però questa è una prospettiva non concreta, assolutamente concreta. Quello che sono riusciti a fare in questi anni di guerra le tecnologie è assolutamente incredibile. Quando è cominciata la guerra tra Russia e Ucraina, i droni erano una roba che si parlava, sì, quei che fanno fotografie sopra il paesino di montagna, pensavamo che fosse quello il drone. Pensate che cos'è oggi un drone? Lo dico non in senso negativo, è uno sviluppo tecnico assoluto. È chiaro che c'è un mercato per tutto questo e non c'è niente di male che ci sia un mercato in tutto questo, però poi dobbiamo capire in quale mondo noi vogliamo vivere e quindi dobbiamo metterci d'accordo tra noi umani. E questa è la cosa, perché credo che sia anche per voi. Scusate, i giovani cosa devono andare a fare lavorare? Cosa? Scrittura? Non ci saranno più scrittori, perché non c'è bisogno di avere uno scrittore. Io come faccio? Adesso questo qui l'ho scritto io, giuro, però potreste anche dire non è vero, l'ha scritto la chat. Io ho fatto la prova, c'è un mio amico con uno smanettone, una volta a cena mi ha detto usiamo la chat con Paolo Crepè, dico è un'ideona.
Dai, vai. Dice, allora adesso facciamo una cosa, una poesia, come scriverebbe Paolo Crepeo una poesia sui giovani. Dico, vai, vai. Dopo 3 secondi è arrivata sta poesia. Ma io dico, non che io sia un genio, per l'amor di Dio, ma che quella fosse una boiata pazzesca. Qual è la più brutta canzone dei Beatles? Quella fatta con l'intelligenza artificiale. L'ultima è non banale, banalissimissima. Se qualcuno qua dentro conosce la storia dei Beatles sa che ogni canzone è stata una rivoluzione totale. E Day in the Life è una delle, non so, copernicane dire niente, con tanto di grande orchestra, con tanta roba, ma finiva con una sorta di jam session pazzesca. Quella l'hanno inventato 4 ragazzi che non sapevano scrivere musica, perché i Beatles non sapevano scrivere musica, o in maniera assolutamente primitiva. E hanno fatto capolavori su capolavori. Dopodiché, certo, prendi la voce di John, la voce di Paul, la batteria un pochettino di Ringo, metti insieme, blum blum blum, viene fuori la robetta. Sei meno meno. No, Yellow Submarine. Scusate, io sono dalla parte di Yellow Submarine. Io sono dalla parte della creatività assoluta ed esplosiva, perché quello mi ha aiutato da ragazzo a crescere. Se avessi sentito che robette là, ma per carità, ma facciamo anche i Led Zeppelin con l'intelligenza artificiale, ma dai, ma un po' di ritegno. Diciamo che è una roba facile, diciamo che ci conviene perché ci metti 5 minuti, se sei un bravo ingegnere ci metti anche 4 minuti. Ma cosa viene fuori? Qualcosa di inaspettato? Perché secondo voi, non so, Fontana che tagliava la tela la inventa l'intelligenza artificiale. Ma perché dobbiamo dire queste cose qua? È un insulto alla nostra intelligenza. Quindi non c'è niente di male che ci sia qualcuno che si sia arricchito, che sia diventato trilionario, quadrilionario, non me ne frega niente a me. Mi piace un ragazzo che si inventa qualche cosa. Io domani alle 9:30 incontro uno di 27 anni che è un grande poeta. Cosa mi dirà? Non ne ho la più pallida idea. È per quello che lo voglio incontrare. Se sapessi già quello che mi dice, cosa incontro a fare? Scusa, vado per andare al bar, ci posso andare da solo, o no? Quindi ribellatevi. Ogni tanto un rimescolamento delle carte fa bene e anche crea speranza. Avviandoci verso la fine, 2 temi che escono molto spesso sono quelli della libertà e del gioco. Quindi come anche sia grandi che meno grandi, il gioco è uno strumento di insegnamento e l'altro è che fin da piccoli essere istruiti alla libertà è fondamentale. Ci può spiegare come? Innanzitutto col tempo. Il gioco richiede tempo e la libertà richiede tempo. La libertà non è un passo automatico, la libertà è l'esercizio delle tue opinioni. Quindi ci vuole del tempo, devi capire cosa accade, per esempio, in un cortile della tua scuola e capire che Marco ha un carattere così e Monica ha un carattere colà. Ci vuole del tempo, osservazione, chiacchiere, relazioni, ma noi la cognizione del tempo l'abbiamo ridotta all'essenziale, men che essenziale. Vi faccio una domanda. Quando è l'ultima volta che avete visto qualcuno che fuma la pipa? Ecco, lei, forse lei, ma lei è un tipo strano.
tutti gli altri suoi concittadini, in tutte le città c'era almeno 1, 2 o 3 negozi di pipe, tabacchi, profumati, colorati. Che cos'è la pipa? Si chiama sinestetica, concezione sinestetica, cioè è un oggetto che conduce tutti i tuoi sensi, tutti, anche qualcosa di più. La pipa non la puoi fumare in fretta, non si può. E quindi fumi la pipa e pensi, fumi la pipa e giri un giornale, fumi la pipa e giochi a scacchi, fumi la pipa e parli con tuo nipote, fumi la pipa e parli con un tuo amico all'osteria o da qualche altra parte. Quindi capisci che puoi fare quei ragionamenti a patto che ci sia un tempo che si chiama di elaborazione. Se io questo lo sottraggo, io vado in automatico. Non vado più per associazioni, vado in automatismo, che è il funzionamento tipico di un computer. 0-1, 0-1, 0-1. La pipa ti fa venire in mente dei dubbi su certe cose. Faccio bene, faccio male, ci pensi perché stai pensando. Questa cosa qua è molto odiata da una certa cultura digitale. Molto, perché più ci pensi e meno usi la delega nei confronti della tecnologia e meno ti fidi di te stesso. Quindi la libertà è fidarsi di se stessi, essere se stessi. E questo è molto complicato, questo è molto faticoso, questo non è, come posso dire, non è per niente scontato. E quindi non possiamo dare la libertà, visto che voi state facendo un festival, no, sul pensiero libero, non potete dare questo per scontato, perché se uno va 50 volte, 100 volte sui cookies nel telefonino per aprire o un sito, un giornale o qualsiasi cosa, devi andare lì e ci sono le pubblicità di... questo un banale meccanismo di marketing, ma non è nulla a che fare con la libertà. Quindi quello che a me sta a cuore è continuare a pensare che la libertà sia una declinazione possibile della nostra vita, anche se complicata, difficile. Io sono per questo sono preoccupato quando sento dire, come ho sentito dire di recente da qualcuno che interpreta questa cultura di cui ho parlato, che per esempio le opinioni sono un problema. No, le opinioni non sono mai un problema. Il problema è quando non ci sono più le opinioni. E io voglio continuare ad ascoltare opinioni. Perché? Perché almeno per ora, fino ad ora, riesco a farmi poi una mia opinione, ascoltando le altre. Questo è una cosa abbastanza elementare. Sì, è elementare, ma lo torno a dire, deve essere aggiornata. Ecco, allora quando il computer ci chiede l'aggiornamento, ecco, ogni tanto cercate di ricordare che anche la vostra mente ha bisogno di un aggiornamento punto 7, perché forse è venuto il momento per refresh e think, e ce la facciamo. Io sono convinto che ce la facciamo, assolutamente sì. Quindi possiamo anche prendere delle decisioni abbastanza controcorrente. Possiamo decidere di andare in vacanza in un posto che non sia instagrammizzabile, ce la facciamo. Io penso che possiamo andare in spiaggia senza fare una fotografia, metterla su Instagram e tutti dicono guarda che sei in spiaggia. Io credo, poi non so se non ce la facciamo più, non so, io magari che... Guarda che c'è gente, anche tanti giovani, che fotografano i cappuccini. State attenti, perché se uno va al bar alle 8 di mattina e fa una fotografia di un cappuccino, vuol dire che è arrivato alla frutta sciroppata, o no?
insomma, adesso con tutto rispetto, per carità, uno c'ha anche le fragilità, però ti manda anche la foto del cappuccino che tu cosa gli rispondi? A tesoro mio una schiuma così era tanto che non la vedevo. Ah, dai, ma per carità, ma- C'è di peggio, c'è di peggio. sì, no, immagino, non voglio neanche saperlo. No, Non cioè, so ci neanche sarà io. il cappuccino col barista che ti ha scritto A come amore, certo, tesoro. Come fai a stare iniziare una giornata senza il cappuccino fotografato? Come fai? Ma dico, ma non so, ecco, i grandi, non so, dai, non credo che l'Urid fotografasse i cappuccini. Ho questa vaga idea e io mi tengo l'Urid. Scusate, non so cosa volete farvene voi, ma io trovo che fosse uno dei cantanti più straordinari e lirici del Novecento, quindi lunga vita a lui. Proprio ricollegandoci a questo tema anche dei social e dell'esposizione mediatica che in pochi anni ha portato a una differenza dove prima c'erano delle persone che erano famose perché erano conosciute e diciamo la maggior parte della popolazione invece viveva nel cosiddetto oblio, oggi lei richiama il diritto invece dell'oblio che non c'è più perché ormai tutti siamo esposti mediaticamente. Ecco, se può un po' approfondire questo tema. Allora, non ce l'ho con nessuno, però facciamo butta caso, no? Che tu vai al bar la sera con una persona, va bene? E poco più in là c'è un signore che arriva con una strana montatura degli occhiali, che ha un buchetto qua, dove c'è una telecamerina. E dopo 3 secondi, nanosecondi, sei già su Instagram, tu e la persona che è con te. Allora, io non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con nessun business, io auguro a tutti una lunghissima vita. Posso pretendere che se vado a cena, se vado a comprare un giornale, non devo essere con una sorta di servizio segreto che mi mette, no, e che mi mette online dopo un nanosecondo? Posso o no? Secondo me sì, e quando la gente comincerà a capire questo, che questo confligge con la nostra libertà assoluta di vado a bere un bicchiere con Monica perché mi interessa a me. Ma perché deve interessare al mondo? Questo non è notorietà, questo è voyeurismo. Siamo diventati tutti dei guardoni da buco della serratura. A me non me ne frega niente se quello andato, saranno fatti suoi, ma scusate, mamma mia, ma non è possibile. Cioè, un po' di decenza. Io non credo che questo non comporterà qualche problema, perché secondo me, io non entrerei in un ristorante dove ci sono tutti questi con gli occhiali, quel buchetto. Cioè, io non ci vado. Ma perché? Perché non ho voglia di andare. Posso decidere io di andare su Instagram o no? O lo deve decidere lei? Scusa, normalmente si chiede il permesso. Una volta addirittura per qualsiasi cosa quando andavo in televisione, anche se stavo zitto dovevo firmare un contratto che cedevo la mia immagine. Lo firmavo però. E adesso se cedi la tua immagine così, gratis, e t'amore Leo, no? E ti prendono anche per i fondelli. E poi lo dicono anche a tua moglie. Ma dai, ma per carità, ma viviamo le cose, no? C'erano quei 2 poveretti che sono andati, non so, al concerto dei Coldplay. Poveretti, ma chi gliel'ha fatto fare?
Ma capisci che non puoi più fare niente, adesso non so cosa facesse, non mi interessa, però uno può andare a un concerto con chi gli pare a lui senza andare in Eurovisione. Ma scusate, sì o no? Perché se no pensate com'è la vita. Oddio, no, non ci vediamo al bar perché ho visto uno con gli occhiali strani. No, via. No, so, come se uno facesse sempre che